Giovedì 16 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi, il Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, notizia a piena pagina che ci porta a Cortina d'Ampezzo, cocaina e hashish nella strada dei VIP. Scoperto a Cortina il supermercato della droga, sequestrati oltre 1 chilo di stupefacenti e 17.000 euro, arrestato un cinquantenne. L'operazione martedì nella strada che sale all'Hotel Cristallo, dove ci sono anche le ville di molti noti imprenditori italiani. Gli inquirenti hanno definito un supermarket della droga, quello che hanno trovato a Cortina d'Ampezzo, per la quantità e la varietà degli stupefacenti sequestrati. I carabinieri della compagnia di Cortina, comandata dal capitano Alessandro Buia, hanno trovato 300 grammi di cocaina già suddivisa in oltre 500 dosi. C'erano poi 800 grammi di hashish in vari pannetti, infine quasi 100 grammi di marijuana. Tutto questo era in una casa del centro del paese, nella zona residenziale di Via Menardi, la strada che sale verso l'Hotel Cristallo, fra le ville di noti imprenditori italiani. In manette un cinquantenne. Commercio bellunese, oltre metà dei bar non resta aperto più di 5 anni, ma l'Ascom è ottimista, non solo chiusure, c'è chi continua a provarci. E sempre per quanto riguarda il commercio, nuovi plateatici, il modello sarà il nuovo Manini. Il comune ha avviato il censimento dei bar per il piano De Ors, il progetto pilota a cui tutti dovranno ispirarsi sarà lo spazio esterno del nuovo Manin. Anche 4 medaglie olimpiche per il saluto a Giovanni Vielle, il sesto re delle Dolomiti, accanto, anzi davanti ai fondisti Maurizio De Zolde, Silvio Fauner, Pietro Piller-Crotter e ai corridori Dino Tadello e Gabriele Denard. Così nell'omelia il parroco di Cadola, Don Giuseppe De Biasio, ha ricordato ieri pomeriggio durante i funerali Giovanni Vielle, il centro pontalpino è stato letteralmente congestionato dall'affluenza di tantissime persone che hanno voluto portare l'ultimo saluto alla voce inconfondibile e l'anima appassionata e competente di centinaia di manifestazioni. Tante personalità dello sport, come le 4 medaglie olimpiche Maurizio De Zolde, Silvio Fauner, Pietro Piller-Crotter e Giuseppe Pulier. Olimpiadi, firmati i protocolli di legalità, prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e difendere il buon fare impresa, soprattutto ora che si stanno avvicinando i Giochi Olimpici e Paralimpici Cortina 2026. Ieri la sottoscrizione dei protocolli legalità tra Camera di Commercio e Prefettura. E a proposito di Olimpiadi invernali, questa è la foto di copertina: curling e gli olimpionici avversari ai campionati italiani. Costantini contro Mosaner, dall'oro in doppio alla rivalità. Premiazione olimpica poco più di un anno fa a Pechino, come vediamo in questo scatto. Stefania Costantini sorride, Amos Mosaner sembra perplesso, hanno appena vinto l'oro nel doppio misto, ma da allora non hanno mai più giocato insieme e ai tricolori a marzo per la prima volta saranno avversari. L'inchiesta, Patelmo, l'avvocato detective del caso NFT, ancora Cortina, sportello prevenzione per aiutare gli albergatori. Per quanto riguarda lo sport, mondiale di biathlon, bronzo a Lisa Vitozzi, senza l'errore finale nell'ultimo poligono sarebbe stato oro. Cultura, a Palazzo Fulcis, la mostra Mattotti Buzzati prorogata fino a Pasqua, ancora a Oronzo, fiaccolata per Misurina, il Pio XII deve riaprire. Tante fiammelle il 25 febbraio per illuminare il buio della chiusura e per mantenere viva la speranza che l'istituto possa ripartire. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre, questa è la notizia messa in primo piano. Si parla di sanità bellunese, sanità pubblica in ripresa, cala il privato. I dati dell'USL: lo scorso anno erogate 86.000 prestazioni ambulatoriali in più rispetto al 2021, liste di attesa in calo in Veneto, smaltito l'83% dell'arretrato Covid. E la foto di copertina invece riguarda il turismo, che è alla prova del cambiamento climatico, idee a confronto. Vediamo in questo scatto gli stati generali della montagna. Questo pomeriggio l'appuntamento è a Belluno. Contratto Occhialeria, nodo flessibilità, primi attriti tra i sindacati e gli imprenditori. Borgo Valbelluna, riconoscimenti di cittadinanza, uffici ingolfati dalle pratiche. Uffici ingolfati dalle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza, il sindaco Cesa protesta. E ancora Cortina, dentro casa 500 dosi di coca e 17.000 euro, arrestato. Aveva un market della droga in casa, richiamo che abbiamo trovato anche nell'edizione
del Gazzettino di Belluno. Le storie del Corriere: faranno i camerieri paghe e mance in beneficenza, fare del bene a chi ha bisogno, aiutare i ristoratori alle prese con la mancanza di personale. 4 feltrini hanno deciso di lavorare per 4 sabati sera in birreria Pedavena. Per farsi riconoscere indosseranno una maglia arancione. Paghe e mance andranno tutte in beneficenza. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, Bruxelles accusa l'Italia, reddito e assegno unico sono discriminatori. L'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione per le 2 misure, il requisito di residenza non rispetta la libera circolazione dei lavoratori. Questo è l'assegno unico per i figli, procedura di infrazione dell'Unione Europea contro l'Italia perché del sussidio beneficia solo chi risiede da 2 anni nel nostro paese e abita con i figli nella stessa casa. A chi spetta? Ai genitori per ciascun figlio dal 7° mese di gravidanza ai 18 anni di età, può andare direttamente ai figli su richiesta fino a 21 anni. Quota mensile per ogni figlio, minimo per tutti 50 euro, in base all'ISEE fino a 175 euro, dal terzo figlio fino a 2,70. In vigore da marzo 2022 con domande online all'INPS. Fondi annui disponibili 20 miliardi di euro, 14 tradizionali più 6 aggiuntivi. L'assegno unico sostituisce le vecchie agevolazioni, bonus, detrazioni e assegni familiari, ma va anche a famiglie incapienti e autonomi. Maggiorazioni se entrambi i genitori lavorano, oltre i 4 figli e con i figli disabili. Meccanismo perequativo per chi ci rimette rispetto al vecchio sistema. L'intervista che troverete a pagina 3 riguarda proprio il ministro Adolfo Russo, auto dall'Europa solo ideologie, benefici per pochi, danni a tanti. Il ministro della transizione che parla appunto della volontà dell'Unione Europea di bloccare la vendita di auto a motore a scoppio dal 2035. La transizione dell'automotive nel nord-est, l'imprenditore, l'alta benzina e diesel assist ai player cinesi, l'analisi del Veneto Visentin, presidente di Federmeccanica, le nostre aziende ora devono crescere di dimensione. L'esperto: allarmismi sbagliati, tante imprese già pronte, studio del CAMI di Ca' Foscari, rischia il 6% delle aziende, parla Francesco Zirpoli, docente all'Università di Venezia. 2 confronti che troverete a pagina 4. Andiamo avanti con pagina 6, assolto, notizia che riguarda Silvio Berlusconi, Rubeter, la sentenza per Berlusconi e altri 28, il fatto non sussiste, la figlia Marina accanimento furioso e riparte la lite sulla giustizia. Federico Cecconi, l'avvocato di Berlusconi, un sollievo per Silvio, è stato impegnato emotivamente, siamo a 3 assoluzioni su 3, ora basta. Maristelle Polanco, ex Olgettina, unica imputata in aula, a Berlusconi dico che Dio esiste, tutto torna, io e le altre siamo state trattate come dei numeri. Politica e giustizia, il Cavaliere 11 anni di fango e Forza Italia evoca l'inchiesta sulle toghe. L'offensiva degli azzurri imbarazza Meloni che a differenza di Renzi non chiama l'alleato e scrive ottima notizia. Fratelli d'Italia boccia la proposta, l'indagine parlamentare, una buttata, il 90% dei magistrati fa bene il suo lavoro. Ancora dalla politica e giustizia, Francesco Lollobrigida, l'intervista, Silvio perseguitato dai magistrati ma le riforme si fanno con i giudici. Troverete l'intervista appunto a Lollobrigida, ministro dell'agricoltura. Ma continuiamo con i fatti che riguardano l'Ucraina. Stoltenberg tende la mano agli ucraini, la NATO produrrà più armi e munizioni. Il vertice NATO a Bruxelles si chiude con la promessa di aumentare la produzione. Il segretario generale agli alleati: spendere di più per la difesa. Inghiottiti dal mare, naufraga un barcone con 80 migranti al largo della Libia, recuperati solo 11 cadaveri. Da inizio anno sono già 130 i morti sulla rotta più pericolosa al mondo. L'ONU, situazione non più tollerabile. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, uno scatto sulla spiaggia libica, i corpi di alcuni migranti naufraghi durante il tentativo di attraversare il Mediterraneo su un barcone. Il lato oscuro del web a pagina 11 che ci porta in Veneto, islamici, ebrei, gay e stranieri, il nord-est che odia, ecco la mappa. L'osservatorio Vox ha analizzato 629.000 tweet, il Veneto primeggia per xenofobia, islamofobia e omofobia, parole espressione di stereotipi radicati nel tessuto sociale dei territori. Vediamo appunto la mappa dell'intolleranza. Per quanto riguarda la xenofobia si vede appunto che la zona più accesa ci porta in Veneto, presente il Veneto anche per quanto riguarda l'islamofobia, idem per l'antisemitismo e anche per l'omofobia, in particolare per quanto riguarda l'omofobia.
Pagina 12, sempre dal Veneto, prestazioni in attesa, smaltito l'83%, ne restano 170.000, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Lanzarin, assessore della sanità veneta, attendiamo altri 40 milioni per approntare un nuovo piano, corrono le prescrizioni dai 24,7 milioni del 2019 ai 28,4 milioni del 2022. Dati e percentuali li trovate appunto a pagina 13. Ma sempre per quanto riguarda la sanità veneta, ma ritardi e liste di galleggiamento spingono i pazienti verso i privati. Le classi di priorità vengono rispettate nell'82% delle volte per le visite di ortopedia e sempre per le chemioterapie. Sanità, in questo caso in provincia di Belluno, l'USL bellunese riguadagna terreno, più visite nel pubblico, caro nel privato. La direttrice generale Carraro: tutto questo è stato possibile grazie al grande sforzo profuso dai nostri professionisti. Con 16 specialisti in meno siamo riusciti in un anno a recuperare il 93% delle attività bloccate durante la pandemia. E questo è lo smaltimento delle liste di attesa suddivisi per tipologia. Si parla di ricoveri chirurgici, specialistiche ambulatoriali, chirurgia ambulatoriale, screening 2, per un totale appunto del 93% di prestazioni recuperate. Andiamo avanti con le notizie che riguardano sempre la provincia di Belluno. Mondo del commercio, commercianti e comuni uniti, la priorità è il rilancio del centro, notizia quindi che ci porta nel capoluogo bellunese. Sul tavolo la sistemazione della fontana, la revisione di circolazione e parcheggi e via mezza terra. L'assessore Gamba: dobbiamo avere i dati in mano per muoverci in modo adeguato. E a proposito del capoluogo, via Matteotti, auto mollate in divieto, il traffico si incastra come si può vedere da questo scatto. Ma continuiamo con pagina 19, l'omaggio al giornalista, al mondo, all'appassionato sportivo, al professionista sportivo. Parliamo di Giovanni Viel, ori olimpici e talenti in erba. Per il saluto a Giovanni Viel, l'ultimo saluto con i campioni dello sci nordico, dell'atletica leggera e della corsa in montagna. Don De Biasio, il parroco della parrocchia di Ponte nelle Alpi, era un uomo del fare, non certo del chiacchierare, non aveva tanti fronzoli. Un alpino con la tromba ha suonato il silenzio, la messa si è conclusa con il Nessun Dorma. Il silenzio suonato con la tromba da un alpino per rendere omaggio alla voce dello sport bellunese. All'alba Vincerò, dalla Turandot di Puccini, eseguita all'organo per ricordare tutti i successi degli atleti della provincia commentati dal vivo e dagli schermi televisivi oppure sulla carta stampata da Giovanni Viel, e l'abbraccio fraterno non solo dei paesani pontalpini ma anche della grande famiglia degli sport invernali, dell'atletica e della corsa in montagna, delle istituzioni comunali e provinciali, padrine, vendramine e de pellegrine, nel doppio ruolo di campione paralimpico e sindaco di Belluno. Continuiamo con pagina 21, confronto di idee sul turismo. L'economia della montagna affronta la sfida epocale del cambiamento climatico. Oggi a Belluno l'appuntamento del Corriere delle Alpi e di Nord-Est Economia. Approfondimenti con gli esperti, impegno quotidiano del giornale, sul Corriere delle Alpi focus con studiosi, tecnici e amministratori. Ma continuiamo con pagina 22, truffe agli anziani, Belluno è una città sicura, ecco come individuare i malintenzionati. Il comandante provinciale dei Carabinieri ha illustrato all'Auser le modalità dei raggiri, chiamare il 112 fa la differenza. Borgo Piave, centralina elettrica a fuoco, notte fuori casa per i residenti. Ancora domani la presentazione I bici in viaggi della FIAB, domani in Sala Bianchi, appuntamento alle 20:45. Pagina 23, mondo dell'economia e del lavoro bellunese, principalmente con un focus sull'occhialeria. Occhialeria, c'è il nodo flessibilità, ANFAO più ore e meno preavviso. Sul piano sociale c'è intesa, confronto aperto con il sindacato su piano economico e orari di lavoro. Tornano i cicchetti di Carnevale, un venerdì 17 di festa in 8 locali. Appuntamento domani in centro a Belluno dalle 18 alle 23. Dal Ponte pochi ma buoni, purtroppo 2 locali storici hanno chiuso. Incidente invece ieri pomeriggio a Castione, schianto tra auto all'incrocio per Modolo, 3 feriti in ospedale. E continuiamo con pagina 24, Feltre, stop ai cuochi negli asili e centro cultura unico, raccolta firme a Vignui. L'amministrazione esce allo scoperto sul progetto. Del Bianco, scelte gravi, i genitori nemmeno informati. Questa è la dichiarazione del consigliere di minoranza del Bianco. Sabato alle 17:30 invece appello per l'assemblea del comitato gemellaggi, ancora la sentenza, pieno di benzina a sbaffo, patteggia 4 mesi.
Paglio di Feltre, legami con Siena, dipinse il drappo del 2014, Lodola realizzerà il cencio. E rimaniamo nel feltrino con Cesio Maggiore, Confraternita Piave DOP, Bona confermato presidente. L'associazione è stata attiva in varie manifestazioni di carattere culturale. L'ex ministro Tremonti, socio onorario, entrano nel direttivo alcuni giovani. Approvato il bilancio con i conti in ordine, apprezzate le serate con Barbante e Bello. Ancora da Feltre, centro storico, Palazzo Gazzi, nuovo bando per la gestione del ristorante. E adesso invece un bellissimo traguardo, 101 anni per Turro, festeggiati in famiglia, valente artista e custode del castello. Parliamo di Ernesto Turro, tanti auguri anche da parte dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Un'iniziativa adesso che ci porta a Pedavena, camerieri in birreria per beneficenza, mance e paghe destinati a progetti sociali. I 4 aiutiamo chi è in difficoltà e i ristoranti che non trovano personale. Speriamo di essere un esempio. Ospedale Santa Maria del Prato, rinnovato per altri 2 anni il contratto con la merceria. All'anno di Piave, tradizione e attività motoria insieme alla Ciaspaluna 2023. Quest'anno la manifestazione si svolge sabato 11 marzo con ritrovo sul Monte Tomba. Zancaner si racconta la storia della Grande Guerra. Borgo Valbelluna, riconoscimenti di cittadinanza, le pratiche ingolfano gli uffici. Il sindaco Cesa mette per iscritto i problemi che rileva a Mel e chiede aiuto allo Stato. Il personale è poco e super impegnato, non possiamo assumere. Cosa facciamo? Il sindaco Cesa chiede aiuto allo Stato per facilitare le pratiche legate al riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri con discendenti italiani e lo fa in una lettera indirizzata alla prefettura, alla direzione centrale dei servizi demografici, a tutti i comuni della provincia di Belluno, all'ANCI e al senatore Luca De Carlo. Al di là delle regioni di fondo, nello specifico Cesa vorrebbe alleggerire il carico di lavoro per l'ufficio demografico di Mel, che non riesce più a gestire la situazione. Risultano infatti sempre più incessanti le richieste pervenute da persone provenienti da Sud America, in primis Brasile e Argentina, che vogliono vedersi riconoscere la cittadinanza italiana per iure sanguinis, ossia per diritto di sangue, perché il loro antenato era emigrato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e assieme a tali richieste sono aumentate pure le domande di trascrizione di atti di stato civile, quali ad esempio le nascite, i matrimoni, i divorzi e i decessi relativi sempre a queste persone. Longarone, Dolomiele, lingue ispirano più progetti. Ancora Borgo Valbelluna, capifrazione. Vediamo la notizia, l'ultimo miglio, domenica altra tornata di voto. Vanno scelti i rappresentanti di Trichiana, Casteldardo, Niccia, Cesana e Niccia, Tallandino in primavera sono stati scelti tutti gli altri delegati. Gosaldo, siamo in Agordino, Pian delle Lope, uno spiraglio per la valorizzazione degli scavi, affidata la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva alla vice sindaca Cialdella, operazione possibile con i fondi ad hoc del PNRR. Livinallongo, Museo Ladino Fodom, la riapertura si avvicina, la struttura intanto ha ospitato i ragazzi delle medie per una caccia al tesoro tra gli strumenti dei loro nonni. Alleghe, patinaggio libero, fissati giorni e orari per il carnevale. Passiamo a Cortina, notizia di cronaca, un market della droga dentro casa, sequestrate 500 dosi di cocaina. Ufficialmente lavorava nella ristorazione, gli hanno trovato 17.000 euro, hashish e marijuana, arrestato. 500 dosi di cocaina, in tutto 300 grammi, poi panetti di hashish e marijuana. In tutto, martedì sera i carabinieri di Cortina hanno sequestrato oltre 1 chilo di stupefacenti per un valore di circa 35.000 euro. Durante l'operazione sono stati rinvenuti anche 17.000 euro in contanti. Chiuso il supermarket della droga nel cuore di Cortina, arrestato il suo negoziante e a finire nei guai un africano che aveva adibito l'abitazione a luogo di compravendita di stupefacenti. A Oronzo, buco da 500.000 euro in ditta, 2 fratelli vanno in tribunale. Il processo che ci porta sempre in Cadore, maltrattata e prende a botta il padre di sua figlia, violenza domestica nei confronti di un uomo che aveva assecondato il desiderio dell'imputata di diventare mamma. Cibiana, le chiavi più antiche esposte in vetrina da Vesco nel cuore di Venezia. Ancora Cortina, bullismo e cyber, le sorottimiste si confrontano. Rimaniamo in Cadore, a Cortina, un carnevale sempre più lungo, novità a Istachizza Pietofana, a parte oggi il cartellone proposto da Cortina Forase, comune molto più ricco che in passato, oltre agli eventi di rito, un'ora quotidiana dalle 12 di festa e balli per bambini sotto gli impianti. Milano Cortina 2026, l'Ovalo Olimpico verso Ro, Lorenzi va bene così. Il sindaco del comune di Cortina, Padrin, il presidente della provincia, un mezzo sogno. Vigo, ancora problemi all'acquedotto, servirà tempo, Pieve di Cadore, resta chiusa la base Hems, l'elisoccorso non può volare.
Dalla rubrica Cultura e Società, dal 28 marzo le stanze della fotografia debuttano con la mostra di Mulas, in questo caso siamo a Venezia, e ancora Fondazione Benetton, le giornate sul paesaggio dalla parte del fuoco, garante di fertilità. Per quanto riguarda la rubrica Giorno e Notte, che ci porta in provincia di Belluno, danza, parola, musica, vivo e coscienza, è l'omaggio a Pasolini a Cortina Teatro. Sabato sera all'Alexander Giraldi Hall il balletto cantata sul palco Gli allievi della civica scuola del teatro Paolo Grassi. Sport bellunese, Lisa Vitozzi di bronzo, ma che peccato, l'oro è sfumato proprio all'ultimo tiro. Straordinaria prova della Sappadina nell'individuale, 19 su 20 al poligono, oggi la staffetta mista con Giacomel. Ancora sport bellunese, dominio dei bellunesi alla finale di Falcade, Dinca, Pais, Caeselli e Alverà carano al poker nello sci alpino, Trombetta e Cagnati a segno nel fondo ore tricolori. E dal 21 febbraio al 5 marzo in Slovenia, mondiali di fondo, oltre a Comarella ci sono i baby Barp e De Martin. Curling, Costantini ai mondiali misti senza Mosaner, la FISI-CC premia i vincitori dello scudetto, Lampezzana spiega la scelta federale, alle finali tricolori io gioco con Arman e lui con la fidanzata Cobelli. Hockey, Alps League, Cortina e Municipio con lo scudetto, oggi c'è lo Genais, sci e snowboard, eventi e campionati in pista tra Falcade e San Pellegrino. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti, di notte nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli peralpine in dissolvimento di mattina e nuova formazione di sera. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.